Sono quasi 900 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime ore in Veneto, ma la sanità sta reggendo egregiamente la spallata di questa fase dell'emergenza. Lo conferma anche l'assessore regionale alla sanità. Abbiamo 860 nuovi positivi, quindi diciamo che insomma noi viaggiamo sempre dai 600-800 giornaliere. L'occupazione dei reparti è un'occupazione pressoché stabile, +1 -1, siamo a 51 per quanto riguarda le terapie intensive, 220 per quanto riguarda l'area non critica, quindi i numeri sono abbastanza stabili. Abbiamo avuto ieri i dati della famosa cabina di regia e quindi abbiamo un RT a 0,87, quindi sotto l'1, che sappiamo è un valore insomma preso in considerazione, e 87 su 100.000 casi. Questa è invece la situazione delle terapie intensive. Le terapie intensive sono il 5%, ricordiamoci che il limite per passare all'altra fascia, quindi la fascia gialla, è il 10%, e l'area non critica il 3%, il limite è il 15%, quindi io direi dei dati tutto sommato buoni. Il virus circola e la diffusione è potenzialmente più rapida a causa delle varianti e ora si teme che possa tornare a far danni nelle case di riposo. Ci sono già 2 focolai in Veneto. Questo sta succedendo anche in 2 case di riposo nello specifico, una nel Veronese, a Mezzane, e a Cartigliano, nella casa di riposo di Cartigliano, che stiamo attentamente monitorando con la prevenzione. Sta succedendo che ci sono dei casi di ospiti operatori positivi, mi sembra 20 ospiti e un paio di operatori positivi a Cartigliano, tra questi ci sono persone non vaccinate, quindi probabilmente insomma è stato più facile arrivare alla circolazione del virus. Ci sono persone vaccinate che però al momento sono tutte persone o asintomatiche o comunque con sintomi proprio lievi, un po' di febbre, e soprattutto ricordiamo che non abbiamo nessun ricovero da case di riposo oggi nei nostri ospedali.